Elena Donazzan, assessore all'istruzione e alla formazione della Regione del Veneto. Diciamo che c'era un po' la necessità di avere una realtà scolastica, definiamola così, come l'ITS, che formasse i manager del futuro in un comparto come quello del turismo che è in continua evoluzione, con continue necessità. È uno dei settori che chiede maggiore aggiornamento, che è in continua evoluzione, che ha a che fare con l'umanità del mondo, in una terra, la nostra, che ha un richiamo fortissimo. Però non vuole essere solo una scuola, perché questa è alta formazione, quindi noi qui formiamo i super tecnici. È un percorso che qualifica in maniera alta, perché è il livello sesto, quindi il livello che nella comunità europea viene riconosciuto come quello parallelo all'università, ma che ha un titolo spendibile immediatamente nel mercato del lavoro. Questa è la forza dell'ITS Turismo, che peraltro, se mi permettete, è anche quello che ci sta facendo guadagnare i galloni di regione che meglio sfrutta proprio questi percorsi di Academy in Italia. Allora, ricordiamolo, sfruttabile anche a livello internazionale questo diploma. Certo, perché il quadro è quello delle qualifiche europee. Le qualifiche europee non sono come le nostre vecchie tradizionali scuole, che quindi hanno comparti stagni, ma a ogni certo tipo di competenza acquisita si accede a un livello superiore. Ecco, questo è il livello massimo dell'alta formazione tecnica. Questo ci serve anche per dire al mondo del lavoro che le persone qualificate con un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di competenze escono proprio da qui. E altro messaggio da dare ai giovani e alle loro famiglie: quando si viene qui, guardate, al 100% si trova lavoro, e anche un buon lavoro. Assessore, con una battuta si direbbe, per valutare l'attendibilità di una persona, comprerebbe una macchina usata da lui? Lei si farebbe gestire un hotel, un'attività ricettiva turistica o un'attività in generale da uno di questi studenti? Assolutamente sì, perché conosco la loro formazione, conosco i loro formatori, so che il 50% delle ore le fanno in azienda durante il loro periodo di formazione. Sarebbero l'ideale, perché sono già formati quando entrano. Grazie. Grazie.